l'appuntamento dei più interessanti, Padova-Siena, da seguire dall'inizio alla fine, anche perché molto probabilmente ai fini proprio della classifica di questo triangolare potrebbe essere la partita decisiva. Quindi io cedo immediatamente qui da Malles per la finale di questo torneo, cedo il microfono al nostro telecronista principe Stefano Volpe. E un lento recupero nel Padova della seconda metà della scorsa stagione, avvantaggiato però adesso sembra ritrovato sia fisicamente che di spirito. Il calcio d'angolo subito, la traversa, doppia traversa di Trevisani, incredibile, il Padova vicinissimo al vantaggio, all'indietro per il cross di prima in tensione, poi vantaggiato di punta, respinto il suo tiro Della Fiore, va a Cuffa con il piatto destro, c'è la grande parata di Lamanna che si distende a pescare Legati libero sulla destra, può andare all'1 contro 1 con Turi, va Legati, c'è un fallo di mano, l'arbitro però non lo ravvisa e qua sembrava un rigore abbastanza netto. Vediamo Marcolini che è entrato in campo più di un metro dentro il campo, Marcolini a protestare con l'arbitro, in effetti il rigore sembrava piuttosto netto. Poi trova Angelo che va con un pallonetto a cercare Valiani, non libera però bene la difesa del Padova e può andare Giannetti con il destro a sfiorare la traversa. Ampuero, in mezzo c'è Iori, alza la testa, lancio con il destro per Melchiorri che va a segnare un grandissimo gol di testa, mostrando ancora una volta le sue doti da goleador. Il lancio di Iori per Melchiorri, lo stacco imperioso ad anticipare Della Fiore, a sorprendere Lamanna che forse era un po' troppo fuori dai pali nei minuti precedenti. Purtroppo non c'hanno niente, c'è il pareggio del Siena con Giannetti che salta più in alto di tutti, sorprendendo non poco la difesa biancoscudata. Va Ampuero proprio con il sinistro, in area ci sono 6 giocatori del Padova, va Ampuero con il sinistro a cercare il colpo di testa che sorvola la traversa di pochissimo, si conclude proprio con questa occasionissima per il Padova la sfida.